Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sparatori in via Santa Maria della Catena a Catania, ci sono 2 fermi dietro l'agguato con 2 feriti, ci sarebbe una ritorsione per una precedente aggressione. Gravi lacune nella gestione dell'emergenza incendio, dove il sindaco trentino, anche Salvo Pogliese di Fratelli d'Italia, critica severamente i vertici SAC. Il ministro Urso, dopo 11 anni nessun piano di ammodernamento. Confindustria Catania parla di disagi non più tollerabili. Oggi sopralluogo del presidente Schifani. Paura e ansia per il futuro fra chi ha perso il reddito di cittadinanza. Le lacrime di Elena, una donna rumena con una figlia da mantenere. Alla mia età nessuno mi fa lavorare. Via libera della Corte dei Conti al piano di riequilibrio per il comune di Messina. La città potrà disporre delle risorse necessarie per sistemare strade e costruire nuovi impianti sportivi. Calciomercato, a Palermo arriva un'altra punta, il cileno Valencia. Il Catania, che sui social ha presentato la nuova maglia, entro fine settimana chiuderà per portiere ed attaccante. Buongiorno e buona giornata. Apriamo con la cronaca. Un 22enne vicino al clan dei Cursoti si è costituito a Catania per la sparatoria di via Santa Maria della Catena. Un altro uomo è stato fermato a Mascalucia per lo stesso episodio. Il 22enne è Giovanni Gurreri, titolare di un autonoleggio in Viale delle Medaglie d'Oro, figlio di Natale, pregiudicato vicino al clan dei Cursoti milanesi. Il giovane inizio anno era stato vittima di una gambizzazione. Dietro l'aggressione c'è l'ipotesi di una ritorsione per avere precedentemente picchiato 2 ragazzi all'interno della discoteca ex dogana del Porto. Sull'accaduto indagano i carabinieri che, oltre a ricostruire l'esatta dinamica e possibili complici, cercano di risalire al movente che avrebbe spinto Gurreri a sparare con una pistola a salve modificata, successivamente ritrovata in via Idria. E ancora in primo piano, come succede ormai da 18 giorni, l'emergenza all'aeroporto di Catania, bordata di critiche da parte della politica sulla SAC, la società di gestione dello scalo, dove il sindaco di Catania Trentino, anche il senatore di Fratelli d'Italia Pogliesi, parla di gravi lacune e arriva l'affondo del ministro delle imprese Urso. Sentiamo Roberta Lunghi. Ci sono state oggettive lacune nella gestione dell'emergenza. Gli spettacoli a cui abbiamo assistito sono stati certamente indegni all'interno di un contesto quale quello dell'aeroporto di Catania, che è il quinto aeroporto in Italia con 10 milioni di passeggeri. Non lasciano spazio a fraintendimenti le parole del senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese, coordinatore regionale del partito, in un coro unanime che arriva tramite una nota del sindaco di Catania Enrico Trentino, congiuntamente ai parlamentari siciliani di Camera e Senato, del gruppo all'Ars di Fratelli d'Italia e ai coordinamenti regionali e provinciali del partito nella Sicilia orientale. Nel documento si punta il dito sulla gestione dell'aeroporto di Catania da parte di SAC, rivelatasi, si legge, carente nell'emergenza nella programmazione di interventi strutturali necessari, così come per i danni considerati incalcolabili. I danni sono stati enormi sia nell'immediato sia in prospettiva futura, anche dal punto di vista reputazionale. Le responsabilità dovranno essere attribuite anche successivamente alle inchieste che sono in questo momento in corso. E proprio per i danni il sindaco di Catania Trentino chiede al governo misure straordinarie come ristori, differimento di scadenze fiscali, moratoria di bollette e accesso al credito agevolato. Nella giornata si unisce anche la netta presa di posizione di Confindustria Catania, che descrive come un calvario senza fine quello vissuto dai passeggeri e parla in una nota di un grave danno di immagine per la città proprio nell'anno in cui il sistema turistico si preparava a registrare il tutto esaurito. Per gli industriali etnei occorre un intervento politico e istituzionale risolutivo e deciso per garantire un ritorno alla piena operatività. E proprio dalla politica arriva la constatazione del ministro delle imprese Urso, che evidenzia come in 11 anni non esista un progetto di ammodernamento dello scalo approvato da ENAC. Irragionevole per il ministro catanese che il sistema aeroportuale della città debba soffrire di un tale deficit infrastrutturale che lo rende non solo fragile, come l'incendio ha dimostrato, ma progressivamente inadeguato.
Intanto la scorsa notte, qualche ora fa, è stato aperto il nuovo terminal aggiuntivo e sono stati aumentati i voli, ma vi riproponiamo il malumore e i disagi che abbiamo registrato ieri mattina, mentre quest'oggi è previsto il sopralluogo, un nuovo sopralluogo del presidente Schifani. Il servizio. Il telone bianco che vedete nelle immagini si cela l'imbocco di collegamento con il terminal aggiuntivo realizzato da SAC in collaborazione con l'aeronautica militare, che dalla mezzanotte di oggi diventerà operativo. Traducendo in numeri, la struttura consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora a 14 ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze. Ma nel cronoprogramma del 2 agosto c'era anche la conclusione dei lavori di bonifica del terminal A, cosa avvenuta e che adesso lascia spazio alla domanda su quando il terminal potrà riaprire. La data ufficiale non c'è ancora, ma dalla nota di SAC, che parla dei primi giorni della settimana prossima a ottenimento delle autorizzazioni necessarie, combinata all'osservazione dell'ultimo carico di merce, giornali e riviste, che è stato estratto dal terminal adesso soggetto alla pulizia complessiva prima dell'ingresso di nuova merce e di prodotti da ristoro, la percezione è che manchi poco per il ritorno alla normalità. Il 17° giorno di disagi, di voli dirottati, cancellati, di attese in luoghi approntati per fare fronte all'emergenza, ma non esattamente confortevoli, è trascorso nello scalo catanese in un misto di consapevolezza, rassegnazione e qualche timore. Quante ore prima è arrivata? Assai prestissimo. Ma perché? Perché aveva paura vista la situazione? Sì, paura, sì, perché non sapevo se potevo andare o potevo ritornare di nuovo a Comiso. Cerco di essere positivo, di guardare sempre in meglio e che la situazione migliori al più presto. Non pensavo però che una situazione del genere durasse più di 20 giorni. È una situazione da pazzi, sembra che non abbiano capito cosa fare. Domani intanto nuova visita del presidente della regione siciliana Schifani all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il governatore, insieme al presidente nazionale dell'ENAC Pierluigi Di Palma e all'amministratore delegato di SAC Nico Torrisi, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal A. E naturalmente il sopralluogo sarà fra qualche ora. Cambiamo adesso argomento. Alla mia età nessuno mi darà un lavoro. Ai nostri microfoni la nuova testimonianza dei tanti che hanno perso il reddito di cittadinanza e non riescono a vedere un futuro. L'ha raccolta Simona Mazzone. Ma quella figlia ha una vita dignitosa e la deve dare, no? Quanti anni ha sua figlia? Mia figlia ha 18 anni, ma è ancora a scuola. Lei è Elena, ha 50 anni, originaria della Romania, vive a Catania da 25 anni, con la figlia 18enne che deve frequentare l'ultimo anno delle superiori. Il reddito di cittadinanza era il suo unico sostentamento economico per coprire affitto, bollette e per dare una vita dignitosa a sé e alla figlia. Anche lei, come altre 169.000 persone in Italia, ha ricevuto quell'SMS dell'INPS che annunciava la sospensione del sussidio. E adesso si chiede, il lavoro a questa età chi me lo offre? Alla mia età, che non è neanche, diciamo, da 50 anni, non ti prendono ormai, neanche per le pulizie si cercano più. Eppure Elena un lavoro lo vuole, ma non è riuscita a trovarlo in questa città che nonostante tutto lei ama profondamente. Io non sono una che mi butto giù, però voglio lavorare, ho sempre voluto lavorare, ma nessuno ti mette neanche in regola, lavorando un giorno qua, un giorno là. Ma lei si sente più arrabbiata, presa in giro? Cosa sente? Ma mi sento arrabbiata perché dice, vabbè, te lo tolgono, ma ti devono dare qualche cosa, non ti possono lasciare così. Quando si sentono queste storie si capisce ancora di più come queste siano persone, non numeri. Realmente quei numeri sono persone, sono storie, sono esperienze che dimostrano che a volte non è possibile in qualche modo fare la lotta contro la povertà, diventa poi una lotta contro i poveri e ci sono veramente esperienze e persone che da oggi non sapranno più come andare a gestire la loro vita.
Andiamo adesso a Palermo, dove oggi ci sarà il sopralluogo della Commissione regionale antimafia direttamente nella discarica di Bellolampo e poi un vertice in prefettura che avrà come tema principale i livelli di diossina nei terreni vicino alla discarica interessata da un rogo nella quarta vasca, quindi una giornata decisamente importante per Palermo. Intanto i vigili del fuoco e la forestale sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi, i roghi sono divampati a Polizzi Generosa, a Carini, a Blufi e lungo l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo e in città di nuovo dati alle fiamme diversi cassonetti colmi di rifiuti. Andiamo a Gela, dove il cantiere abbandonato che sorge proprio di fronte a un commissariato verrà bonificato dopo quasi 15 anni di degrado. L'ecomostro, diventato una palude, si era trasformato in una vera e propria bomba ecologica. Gerri Italia. L'ecomostro che svetta di fronte al commissariato di polizia di Gela verrà bonificato. Arriva a distanza di quasi 10 anni dall'ultimo intervento l'ordinanza del comune per ripulire e mettere in sicurezza l'area. Il rudere era diventato ormai un pezzo del paesaggio non certo esaltante della via Venezia, la tangenziale gelese. Uno dei tanti scheletri in cemento armato a cui l'occhio fa l'abitudine dopo un po' di tempo, ma ciò che resta del cantiere dal quale sarebbe dovuto sorgere un piccolo centro commerciale si è ormai trasformato in una bomba ecologica. Un piccolo ritaglio di foresta pluviale, una vera e propria palude nel cuore di via Venezia, a pochi passi dal commissariato di via Calogero Zucchetto. Migliaia di metri quadri ricoperti d'acqua stagnante, in alcuni punti profonda anche metri, nella quale si è sviluppato un vero e proprio ecosistema a sé stante, con animali e parassiti che prosperano al suo interno durante tutto l'anno. Una bomba ecologica sulla quale intervenire con urgenza prima che crei ulteriori danni. Abbiamo intimato all'amministratore giudiziario di intervenire immediatamente per risolvere quei problemi di natura igienico-sanitaria, di rimuovere tutte le erbacce, insomma di bonificare e sanificare tutta quella zona. Chiaramente in 30 giorni i vigili sono chiamati a controllare il rispetto di questa ordinanza, dopodiché se non dovesse intervenire, ma io suppongo che interverrà l'amministratore giudiziario, ci saranno gli atti conseguenziali. Scaduti i 30 giorni previsti dall'ordinanza, sarà il comune stesso a provvedere addebitando i costi alla ditta. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. A 10 anni dall'abolizione delle province trasformate in liberi consorzi e commissariate, la Sicilia compie il primo passo per la loro reintroduzione. La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS ha approvato infatti il disegno di legge che lo prevede. Adesso il testo dovrà passare al vaglio dell'Aula dopo la pausa estiva. Ed è arrivato l'ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio per il Comune di Messina. Il Comune potrà adesso disporre dei fondi necessari per nuove opere e progetti. Francesco Triolo. Si chiude un ciclo, inizia una nuova fase per il Comune di Messina. L'ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio consentirà a Palazzo Zanca adesso di poter agire senza i vincoli del predissesto. Non una roba da poco per un ente che ha potuto operare negli ultimi anni solo ricorrendo ai fondi extra bilancio e senza poter contare sul sostegno dello Stato. Si sono fatte delle scelte anche impopolari, si sono fatte delle scelte nette. Si è fatta una scelta, quella di prendere in mano il piano di riequilibrio e di saperlo gestire. Sicuramente l'abbattimento della massa debitoria, ma non solo l'abbattimento, anche il pagamento della massa debitoria. Il Comune potrà muoversi più liberamente slegando quei vincoli finanziari che finora l'hanno costretto a ricorrere ai fondi extrabilancio per qualunque investimento. Un esempio, Messina potrà tornare a trattare con Cassa Depositi e Prestiti per avere finanziamenti utili a qualsiasi attività, dalla sistemazione degli impianti sportivi alle strade. Gli investimenti, non c'è più il rischio di subire questo provvedimento. Io ritengo però che sia arrivato anche il momento che la Giunta Basile pensi anche a ridurre le tasse che sono al massimo. Dico, siamo contenti soprattutto per la città, perché andare in dissesto, dico, sappiamo tutti cosa poteva succedere, oltre già che le tasse sono al massimo, tutto, dico, non si potevano effettuare altri, diciamo, tutti i vari appalti, tutte le cose che stanno portando avanti la città.
Ad aiutare il Comune a venire fuori più rapidamente dal dissesto, a questo punto con il piano di riequilibrio, arriveranno 36 milioni di euro della seconda tranche di aiuti che lo Stato riserva con un fondo di rotazione tarato sulla popolazione residente ai comuni che vogliono rientrare dal debito. Secondo l'ultima fotografia presentata alla Corte dei Conti, quella del 30 giugno, la massa debitoria censita, compresa quella potenziale, è scesa a 74 milioni di euro, partendo dai 550 milioni che Cateno De Luca annunciò nel 2019, forse anche per forzare la mano, come poi ammise con i creditori. Considerata la forte riduzione della massa debitoria, l'obiettivo di Basile è adesso quello di chiudere la procedura entro la fine del suo mandato. Secondo il sindaco, i presupposti per farlo ci sono tutti. C'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Ritiro, carichi di lavoro che aumentano e altro innesto per il Palermo che fatica in attesa dell'esordio stagionale. Preso anche il giovane attaccante Diego Valencia. Marco Gullà. Se il Palermo continua a faticare a Pinzolo, in attesa dell'inizio della stagione ufficiale, la dirigenza rosanero prova ad alzare il livello di qualità della rosa. È chiusa la trattativa per Diego Valencia. Il giocatore ha già lasciato il ritiro della Salernitana e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche. È probabile che l'attaccante arrivi già a Pinzolo, ma il percorso per formalizzare l'accordo è lungo e quindi l'ufficialità potrebbe arrivare dopo il 4 agosto. L'arrivo di Valencia aggiunge un tassello all'attacco. Il cileno è un under, quindi non occupa un posto nella lista principale e può giocare sia da prima punta che da esterno. Il suo arrivo comunque non esclude l'ingaggio di un altro esterno offensivo che potrebbe essere Rigoberto Rivas della Regina. Il Palermo è concentrato anche a rinforzare centrocampo e difesa. Prossimamente dovrebbero arrivare novità sul caso Regina, quindi potrebbe sbloccarsi l'arrivo di Gianluca Di Chiara. Per la fascia sinistra della difesa l'altra opzione è Niccolò Corrado, ma la Ternana vuole continuare a puntare su di lui e chiede tanto per il trasferimento. Intanto, dopo l'infortunio, il Palermo ritrova Francesco Di Mariano. Sto bene, sto recuperando e semplicemente stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute, quindi il mio recupero sta procedendo alla grande. Sto lavorando per cercare di essere pronto a disposizione per la partita di Coppa Italia. Coppa Italia che sarà il 12 agosto, rosanero di scena a Cagliari. Il Catania presenta sui suoi canali social la prima maglia della prossima stagione, mentre il Messina punta ad almeno 4 profili per rendere competitivo l'organico. Marco Carli. La nuova maglia ha strisce rosso-azzurre d'ordinanza, ma più strette, e i simboli di Catania dall'elefante al mare fino allo stadio con le nuove poltroncine rosso-azzurre. E poi, sulla metro, con Rapisarda testimonial, il club di Pelligra presenta la sua nuova prima maglia direttamente sui social ed è un richiamo per il pubblico. Prima di desiderarla, immaginala con noi, si legge. Sarà la divisa della squadra che è tornata fra i professionisti e che è pronta a finire sulle spalle anche dei nuovi acquisti che arriveranno. Mentre la squadra continua a lavorare a Zafferano, il DS Laneri si concentra sul mercato. Sono 4 le pedine decisive, il portiere, 2 difensori centrali e l'attaccante. Il resto, l'attaccante esterno giovane e forse un altro centrocampista, verrà dopo. Per l'estremo difensore sono tanti nomi seguiti, da Dini a De Lucia, da Furlan a Livieri. A breve si scioglieranno le riserve. Il mercato DC è complicato anche dalla questione ricorsi. Con tante squadre in ballo, l'essere più o meno ammessi ad un campionato piuttosto che ad un altro può definire i destini di alcuni giocatori che potrebbero essere liberati. Ecco perché il Catania aspetta, ma non lo farà all'infinito. Portiere e attaccante con Di Carmine fra i nomi seguiti dovrebbero essere definiti nelle prossime ore. In difesa la trattativa per Quaini è ferma. Il Catania ha fatto un'offerta da cui non deroga. Il Fiorenzuola aspetta un altro passo che a questo punto non si sa se arriverà. Dal Catania al Messina, preso l'esterno sinistro di difesa il giovane Lorenzo Tropea in prestito dall'Empoli. Mancano almeno un difensore centrale, 2 centrocampisti e un attaccante. Toncarà, ex Avellino, valuta l'offerta dei messinesi che chiederanno di cominciare in trasferta il campionato. Va rifatto il prato del San Filippo, soprattutto per garantire il drenaggio, e non si poteva intervenire fino agli ultimi concerti che si sono svolti allo stadio nel mese di luglio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.